E quanta gente ci sta? Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, chi è Francesca Albanese, nuovo guru di riferimento delle truppe progressiste nostrane, anche se la sta giocando con Landini, a dir la verità, è la cortigiana, ovvero meretrice indirizzata alla Presidente del Consiglio da Landini, gli ha fatto riguadagnare punti. Ma Francesca Albanese rimane comunque in pole position come guru di riferimento per le truppe pro palle anti-occidentali nostrane. Ebbene, chi è questo personaggio? Ce lo spiega con grande sintesi, ma anche grande acume, una giornalista francese, Caroline Fourré, peraltro una, diciamo, collega al di là di ogni sospetto, una famosa giornalista d'inchiesta d'Oltralpe, che diciamo sarebbe catalogabile all'interno di una sempre più residuale ma ancora esistente sinistra libertaria. È certo, ovviamente, per fortuna, una critica della deriva islamista che ha preso piede appunto Oltralpe, si è segnalata tra le altre cose per delle campagne dichiaratamente a favore di Charlie Hebdo, è anche una che ha preso però 2 condanne per diffamazione ai danni di Marine Le Pen, quindi diciamo che è difficilmente schiacciabile sulla caricatura della becera sovranista al servizio delle destre internazionali comandate da Netanyahu o da Trump o da tutte e due. Ebbene, cosa ha detto la Fourré sulla nostra mamma Madonna Pellegrina dei pro-palli italici? Andiamo a citare. Il suo, quello dell'Albanese, è un dossier che meriterebbe una cronaca. Sono perfettamente consapevole che se si dice a qualcuno che una relatrice ONU ha parlato in un rapporto di genocidio, ci si crede. Ma è anche questo il lavoro di noi giornalisti, dice Fourré. Ricordare che l'ONU è una comunità di paesi con rapporti di forza, non ci sono solo democrazie, cioè ci sta dicendo questa giornalista d'inchiesta francese. Il nostro lavoro non è trangugiarci l'ultimo mito sfornato dal mainstream che bazzichiamo, dalla nostra bolla, ma è sottoporlo a un vaglio critico, capire chi è, che ragioni ha, che mondi di riferimento ha, capire che l'ONU, dice Fourré toccando un tabù proprio, no, dell'abbecedario politicamente corretto, non è un luogo irenico dove si scrivono le tavole della legge globale, è un luogo dove ci sono rapporti di forza. Infatti, continua Fourré, i rappresentanti non vengono nominati in base alla loro competenza o ai loro titoli di studio, la pseudo-avvocata albanese. Si tratta di nomine politiche, vengono scelti perché dei paesi fanno campagna a loro favore. Scendendo a parlare del caso specifico, quello della guru nostrana, la definisce un'attivista molto radicale, spinta a questo incarico da alcuni paesi, in particolare dell'Organizzazione della Conferenza Islamica, che hanno interesse a metterla lì per farle fare certi tipi di rapporti. Immaginiamo tra l'altro quelli che definiscono lo Stato degli ebrei uno Stato genocida. Ma tutto il mondo sa bene a cosa si va incontro quando parla, dice sempre Fourré, ed è una persona in pieno conflitto di interessi. Suo marito dipendeva dalle autorità palestinesi, notizia più volte uscita che il marito si è affrettato a smentire ultimamente, ma che Fourré rilancia perché ha degli addentellati di realtà evidentemente. Ma poi continua andando proprio su Albanese. Lei tiene conferenze con esponenti di Hamas, rifiuta che si critichi Hamas, dice che è un movimento molto serio che ha permesso di rimettere la causa palestinese al centro di tutto. Sì, è cronaca fatta da una valente cronista che non nasconde la realtà, non nasconde che Albanese ha sminuito l'attività terroristica di Hamas, ha detto che è anzitutto una realtà sociale complessa come fosse un ONG e che comunque ha il merito di aver riportato la causa palestinese al centro della temperie globale col 7 ottobre. Tutti elementi di cronaca che messi in fila dipingono un ritratto un po' diverso dal Santino. Infine, dice la giornalista francese, Albanese ha rilanciato dei tweet complottisti sugli attentati di Parigi e del Bataclan, chiedendosi se non ci fossero dietro il Mossad e la CIA, ovviamente. Allora, capite che figura è quella a cui sono appese le ultimissime speranze dei progressisti nostrani. È una figura così descritta da una giornalista non di destra, da una libertaria
francese, che descrive il ritratto di un personaggio in conflitto di interessi, e gli interessi non sono quelli italiani, non sono quelli europei, non sono quelli occidentali. Grazie a tutti, a presto.